Con Caterina Bitz, detta Rina, quanto ha influito la sua storia personale nella creazione della cooperativa Insieme si può? Era un'immagine, una cosa che non sapevo neanche cosa poteva diventare, ma sentivo che c'era bisogno, era soprattutto per la mancanza di lavoro femminile e quindi così, siccome mi piaceva la cooperazione, ho detto qua non rimane altro che fare una cooperativa e far lavorare donne e così è stato. Si è sviluppata come proprio giovani, anche poi li abbiamo seguito con l'educazione, con la formazione, perché lavorando nel sociale complessivamente bisogna avere anche delle doti o delle qualità specifiche e quindi abbiamo fatto anche questo e poi si è sviluppata da sola. E che difficoltà ha riscontrato negli anni '80 essere una donna a mettere in piedi un progetto di questo tipo? Diciamo che lei è un esempio di emancipazione. E sa cosa le devo dire? Che io non ho mai trovato difficoltà, mai. È una cosa Mi sono sempre presentata così come sono, una persona del popolo che rappresentava il popolo. Basta, non ho mai avuto difficoltà se sei donna, se non sei donna, tanto è vero che avendo una cooperativa così grande, perché ha 1500 soci lavoratori, andavo anche in banca, nessun problema. C'è stato sempre qualcuno che mi ha lavorato non facendosi vedere. Però è stata una guida certa, sono certa che è stata così. E alla luce di oggi, dopo più di una ventina d'anni che è attivo tutto il programma, può dirsi estremamente soddisfatta? Se sono soddisfatta? Sì. Guardi, il meglio deve sempre arrivare, quindi meglio si può sempre fare. Però quando che si fa quello che si può fare, a seconda delle concretezze, anche perché non si possono fare fantasie e poi non hai la concretezza. Se hai la concretezza avanzi sempre. Grazie. Il titolo Pesci rossi in acqua santa è un titolo un po' particolare, un po' criptico, ma ha un significato preciso. Nasce da un racconto che Rina fa in questo libro e che ricostruisce quello che accadeva negli anni 50 nella provincia di Treviso, quando questi giovani andavano a fondare i circoli delle ACLI cercando di difendere i diritti dei più deboli, i diritti dei lavoratori, i diritti dei contadini, dei braccianti delle campagne e degli operai delle prime fabbriche. Il mondo cattolico guardava con sospetto a questi pionieri dell'associazionismo cattolico e li considerava un po' troppo a sinistra, e quindi è una definizione che Rina racconta, che si è sentita ripetere da alcuni parroci della sinistra Piave dicendo: voi siete pesci rossi in acqua santa. Rina è un patrimonio della società trevigiana e veneta, nel senso che il suo contributo alla cooperazione sociale, al terzo settore, anche alla crescita e allo sviluppo e al benessere di questo territorio è stato fondamentale ed è fondamentale. Quindi questo è stato un piccolo omaggio proprio alla sua storia, soprattutto nella sua parte iniziale, cioè quando lei veramente in maniera pionieristica ha contribuito a fondare i circoli ACLI nella sinistra Piave e poi a fondare le prime cooperative sociali che hanno operato nel Veneto e in provincia di Treviso in particolare. Io ho conosciuto la signora Bitz dopo qualche mese che ero qui a Treviso, perché lei stessa mi chiese un incontro e devo dire che subito è nata un'empatia verso una persona che veramente una mente veramente brillante e soprattutto un entusiasmo che, come dire, in qualche modo da neofita, ecco, rispetto alle cose e agli impegni che ha, e questo nonostante sia chiaramente una veterana di tante battaglie, e compresa quella per l'emancipazione femminile. Il volontariato ha un futuro se è vero volontariato, se è sincero, trasparente e concreto. Perché è troppo predicato adesso e il volontariato, se è troppo così facile vuol dire che non esiste.
esiste raramente.